tramonta lui e noi per recitarlo di mascena restammo mano in mano senza tenere coraggio ci guardare fammi quello che vuoi indifferentemente tanto saggio che sono. Dovete sapere che insomma io ho avuto il piacere di sentire il maestro da diversi anni, sentirlo eseguire le celebri melodie napoletane, sentirlo nella sua evoluzione, perché poi naturalmente esiste la canzone classica napoletana, ma tutti quanti voi va bene, sapete che poi c'è stata un'evoluzione storica della canzone napoletana. Stamattina ho avuto anche in omaggio, il maestro non sapeva che io diciamo avevo già provveduto di per me, perché sono un fanatico della musica, maestro, a me francamente piace tutta la musica. Piace in parte la loro musica, mi piace la musica napoletana, amo la musica classica e amo soprattutto verificare queste operazioni che si fanno. Io ho già comprato questo CD alla FNAC che è una rielaborazione da parte del maestro e di un gruppo di casetta di canzoni napoletane molto conosciute e molto celebre. Noi avremo il piacere a Melito di poter ascoltare stasera il maestro, poi il vice sindaco ce lo dirà meglio, quindi l'amministrazione comunale è riuscita a portare a Melito il maestro Mario Trevi e io credo che la rappresentanza nostra sarà folta e soprattutto parteciperà vivamente a queste notti. Io invito il maestro intanto a sedersi e salutiamo il nostro vice sindaco e il maestro è a disposizione vostra se volete porgli qualche domanda sulla sua carriera professionale, su qualche aspetto della musica napoletana. Io so che qualcuno di voi frequenta il conservatorio, insomma che ci sono fra di voi anche degli appassionati, il maestro è a disposizione per rispondere a qualche domanda da parte vostra. Innanzitutto voglio ringraziare la scuola e il preside per l'ospitalità, ma un particolare ringraziamento va al maestro Mario Trevi. Cioè non è per tutti i giorni avere come ospite un illustre melitese. Ricordo che noi quest'anno festeggiamo i suoi 70 anni di età e 50 anni di carriera. Diciamo, molti di voi non ricordano che Mario Trevi, che siete giovani, ma i vostri genitori sicuramente, quando andate a casa e direte che oggi a scuola è venuto Mario Trevi, sicuramente impazziranno, perché molte generazioni sono cresciute con la musica e con la canzone napoletana di Mario Trevi. Ora, diciamo che qui Mario Trevi non sta per sponsorizzare il suo CD, questa è una cosa che tengo a precisare, che il maestro Mario Trevi non ha bisogno di sponsorizzazione, ma qua noi stiamo sponsorizzando un progetto, cioè quello dell'evoluzione della canzone classica napoletana, diciamo una canzone classica napoletana adatta ai giovani, ed è questo il principio e il motivo per cui Mario Trevi sta qua. Ripeto, non è questo incontro non ha fine per pubblicità, perché noi di pubblicità non ne abbiamo bisogno. Mario Trevi è qui presente solo per incontrare i giovani, per portare a conoscenza di questo nuovo progetto musicale che ha coinvolto anche musicisti giovani, e quindi diciamo che il loro progetto è proprio quello di affiancarsi ai giovani con una nuova canzone napoletana. Quindi questo è l'inizio di un percorso che vogliamo fare insieme a voi con l'aiuto del maestro, perché come dire, rilanciare la canzone napoletana con il maestro Mario Trevi non può farci altro che onore. Vogliamo rilanciare la cultura a Melito, ripeto, tutto il rispetto, come ci siamo detti prima, per i neomelodici e tutto quanto, però avete visto che questa festa patronale non ha presentato nessun neomelodico, perché noi vogliamo che ci sia un cambiamento anche sotto l'aspetto culturale e non potevamo che iniziare nel migliore dei modi con il professor Mario. Grazie. Anzitutto buongiorno a tutti quanti voi.
La mia presenza qui, grazie al preside, al vice sindaco, all'assessore e tutta la giunta comunale di Melito, ho il piacere di dirvi quello che sento dal cuore. Io sono nato in questo paese, la bellezza di 70 anni fa, che avviene il 2 novembre di quest'anno. Sono 50 anni che giro il mondo con le canzoni classiche napoletane, con le canzoni dei miei festival di Napoli. 2 anni fa mi è arrivata una proposta dal signor Giovanni Brignola dell'Azzurra Spettacolo. Ha fatto una proposta per realizzare questo spettacolo e per realizzare questo ciclo. E mi ha detto: se lei ha il coraggio di mettere nel comodino tutto quello che ha fatto nei suoi 50 anni di carriera, e io ne ho avuto tanti di successi, ho vinto dei festival come primo premio, come secondo premio, come terzo premio, ho cantato con dei grandi, ho cantato con Johnny Dorelli, ho cantato con Milva, ho cantato con Robertino, ho cantato con Lavanoni, Ornella Vanoni, ho cantato con la Betty Curtis, ho cantato con Sergio Bruni, che voi forse certamente non conoscete, come non conoscete nemmeno Mario Draghi, ed è giustificato perché voi siete giovani. E la mia venuta qui è proprio quella di dare un'informazione a voi. Noi sappiamo che praticamente a voi giovani, ed è giusto, piace una musica allegra, che noi la chiamiamo rap, la chiamiamo non so come la vogliamo chiamare, ma l'importante è che noi siamo all'altezza di farvi ascoltare della musica che vi piace, perché solo in questo modo noi possiamo arrivare con i nostri messaggi. Ritorno indietro per quanto riguarda questo progetto. Ho messo e ho deciso di mettere nel mio comodino tutta la mia storia di cantante per accettare questo progetto. In questo progetto, delle mie tante canzoni, ce n'è una sola che mi appartiene e che mi ha creato. Si chiama Indifferentemente, che è diventato un classico mondiale, che la cantano tutti i cantanti del mondo. Voi giovani dovete avere la possibilità di aspettarci. E come? Andando a vedere concerti, andando a vedere teatro e poi giudicare. Perché noi siamo amanti non al 2012, al 2015, siamo già con l'idea del 2080. Sono contento di essere stato qui al mio paese e parlare a questi giovani, perché il mondo è dei giovani. Voi siete il mondo, voi siete il domani. Voi siete quelli che dovete veramente far diventare sempre più bello il nostro mondo e la nostra civiltà. Avete nelle mani questa possibilità di cambiare il mondo, perché siete voi, quelli là, che devono rappresentare il nostro futuro. Ho detto, vi ringrazio e grazie di essere venuti qua stasera. Vuole fare qualche domanda? Ho avuto l'opportunità di incontrare personaggi famosi e illustri. Volevo sapere quali erano quelli che l'hanno colpita di più. Io nella mia carriera ho conosciuto quasi tutti i cantanti, quasi tutti gli autori. Nella mia carriera quella che mi ha commosso veramente è stato quello di incontrarmi con Totò. Come l'ho conosciuto Totò? Andando a cantare alla festa della sanità, si chiamava la festa di Umunapure, un cantante che si chiamava Umunapure. C'era un cantante che si chiamava Tullio Pane, un grande cantante, che quel giorno non si è sentito bene, era rauco, e il presidente della festa mi ha chiesto la cortesia di rimpiazzarlo quella sera. E io gli ho detto: guarda, io sono stato già ieri sera, non voglio giocarmi la carta anche stasera. E allora mi ha detto: fammi questa cortesia e poi mi chiedi quello che vuoi, qualunque cosa io sono a disposizione. Nacque l'occasione che l'indomani sera ci doveva essere Totò alla festa della sanità. E io gli ho detto: ma ditemi una cosa, si chiamava Zio Luigi Campoluongo questo signore.
Allora mi ha detto, io domani devo andare a prendere a Totò a Roma, e io ho detto, vengo anche io. Lei mi ha fatto una promessa e non me la può negare. E così ho avuto il piacere di conoscere Totò a casa sua. Totò era un grande uomo. Sono andato a casa sua, dopo un'ora di attesa, di anticamera come si dice, è sceso Totò con una vestaglia di raso colore rosso scuro, e io ho detto ma questo non mi sembra Totò, perché era un uomo molto triste, tanto che io ho detto scusatemi, ma io vi conosco per un uomo allegro, e lui mi ha detto, come sa, in modo suo, dice, ma quello è l'arte, questa è la mia vita privata. E questo signore zio Luigi gli ha detto, ma tu lo conosci a questo ragazzo che ero io? Dice no. Dice come, questo qua è un cantante importante, un cantante che ha fatto un sacco di festival, un cantante che ha molti successi. E lui mi ha detto, tu la conosci, ma la femmina? E io gliel'ho cantata. Lui mi ha abbracciato e ha detto, sei bravo, lo sai, mi piace. E questa cosa qua a me mi ha fatto commuovere tanto, perché un grande uomo come quello, dire vicino a uno come me, bravo, sei bravo, è stata la più grande, che devo dire, adesso ci sta il Superenalotto, il più grande Superenalotto che ho potuto prendere nella mia vita. Chiaro? Ce n'è qualche altro? Prego. Parlare del progetto Luna Bianca, da cosa è nato e cosa si prova ad esibirsi con un gruppo giovanile? Mario Trevi Luna Bianca in concerto è nato proprio perché queste canzoni noi le cantiamo, io le cantavo fino al 2009 per tutta l'Europa, per tutta l'America del Sud e del Nord con il sistema classico. Poi ci siamo accorti che si allontanava sempre di più il giovane, perché forse era una musica stanca, forse era una musica patetica, forse era una musica che non li convinceva i giovani. E allora abbiamo cercato di cambiare, abbiamo raddoppiato, ci sono dei ragazzi che fanno conservatorio qua, sei tu, e anche tu, che poi mi vuoi chiedere qualcosa. E allora noi diciamo, abbiamo raddoppiato i tempi. Mi spiego, noi facciamo solo le io, ma tu solo, e il 4, no? Noi l'abbiamo raddoppiato, l'abbiamo fatto in 2, ma tu solo, c'è un bello lì, questo si chiama raddoppiare i tempi. È chiaro, non abbiamo fatto niente di strano, non abbiamo offeso né l'autore delle parole, né l'autore della musica, né gli arrangiatori che ci hanno dato veramente delle cose straordinarie, e abbiamo cercato di avvicinare i giovani al nostro spettacolo. Tutto. Nella sua carriera ha interpretato centinaia di canzoni. Vorrei sapere qual è l'emozione di più. L'emozione mia è stata la prima canzone che ho cantato al Festival di Napoli, che era nel 1961, che oggi fa 50 anni anche lei, e si chiamava Mare Verde. Perché mi ha dato questa emozione? E mi dà sempre emozione. Perché mi ha fatto fare un cambiamento, al di là dell'arte, ma mi ha fatto fare un cambiamento di, diciamo così, di posizione tra il pezzente e quello che vede la centrolinea. Allora c'erano le linee. Perché? Perché noi siamo una famiglia di 9 figli, nella mamma adesso ne mancano 3, ma a me papà 5, e praticamente a casa mia io sono di una famiglia povera. La mia famiglia, papà faceva il dunque, carpentiere, il ferreo, sarebbe quello lì che ti costruisce, diciamo, il pilastro con il legno e poi ci metti il ferro dentro. E quando venivi il mese di ottobre, novembre, dicembre, che non lavorava molto, pioveva e papà non aveva niente a casa. E mamma piangeva, diceva, ma come facciamo adesso a mangiare? E allora quando ho avuto in mano questa canzone e ho avuto questo successo, la prima cosa che ho pensato, ho detto adesso la mia famiglia non morirà più di fame. E allora è stata una cosa veramente importante, emozionante, e nello stesso tempo questa Mare Verde me la porto con me come se fosse mia madre, mio padre, i miei fratelli, la mia famiglia e la mia vita.
O c'è qualche altro? Prego. Questo è un illustre cantante conosciuto, però all'inizio, quando ha cominciato, che cosa l'ha spinto a cantare? Che cosa ha provato la prima volta che ha fatto la sua incisione? Benito, dove voi adesso siete qui a scuola era tutta campagna, tutta campagna. E io dalla mattina alla sera andavo a scuola alla via Mugnano, la vecchia scuola di la Maurino. Io andavo a scuola e andavo poi a fare il secondo lavoro, il ragazzo di barbiere. Voi direte, che cos'è questo ragazzo di barbiere? Era un ragazzo che la mamma e il papà lo teneva frenato, diceva hai un must, ti ammalamarti e li mettere a parte. Quello era un freno per non farti fare, diciamo così, lo staticato del paese dopo la scuola. E io non facevo altro che canticchiare e cantare per tutto questo paese, per tutte queste terre, diciamo così, questo paese che erano talmente poche le case che erano più terreni e piante che case. E io cantavo sempre. E un amico mio, quindi Benito, che adesso non c'è più, mi disse: ma perché non cerchiamo di farlo studiare a questo Capozzi Agostino che sono io? Perché, come ho detto prima, la mia famiglia non aveva niente, addirittura stendavamo a mangiare. E allora io ho detto: ma chi mi dà i soldi per studiare? Uscì il fratello di mio padre, che si chiamava Pasquale Capozzi. Allora, per andare a studiare al conservatorio dovevi andare con il tram da Melite, che c'era il tram 3 carrozze, ti portava a Porta Capuano e io poi mi facevo da Porta Capuano fino al conservatorio di San Pietro a piedi d'inverno ed estate. Chiaro? E allora a un certo momento siamo andati lì e per iscrizione nel 1956 si pagavano 20 lire al mese. E mio zio disse: ma che stai dicendo? 20 lire al mese? Va bene? Comunque ci siamo riusciti. Poi è successo che ho cominciato a canticchiare, sai, nelle case, si fa il battesimo di questo, di cantare per canzoncini. Io prendevo la famosa 2 lire, 5 lire, 3 lire, c'erano le lire di carta. Io le ero conservato e cercavo di fare le 20 lire per portare poi al conservatorio ogni mese, se no non ti facevano entrare. C'era il custode lì, diceva: devi passare della cassa, è scaduto come voi mettete la macchina al garage, se non gli date il mensile, viene pigliato e dice: è scaduto il mese, i soldi, e così succedeva. Poi è successo che sono stato fortunato, il Dio mi ha benedetto, come si dice, e siamo arrivati qua. Basta così? Benissimo. Grazie di cuore veramente e viva i giovani, viva i giovani. Dammi solo lei, non aspettati mai, che indifferentemente se non marcira non ti dico niente. Distrattamente abbandonato, occhio sotto capello al nascondiglio, mani in tasa che bava ai tali, ma che si scanne stelle
casa scena. La luna rossa va bene e non domanda se sei con me e non rispondi se cosa me. Ma non c'è sta nessuno. E chiamo non mi vedo te, ma tutta gente che parla di te risponde tanto se cosa me. Ma non c'è sta nessuno. Luna rossa che mi sarà sincero. Luna rossa se ne chiude ma da sera senza me vedere. E dica ancora rispetto a me, buon balcone sarà per te e perché santo mondo vedere. Ma non c'è sta nessuno. Il tuo appuntamento la notte più sigarette mangia picciato tanta tazza e caffè mi sono bevuto 1000 buche la mano mangia passato. E chiamo non mi vedeva te, ma tutta gente che parla di te risponde tardi se io può sapere. Ma non c'è sta nessuno. Luna rossa che mi sarà sincero. Luna rossa se ne chiude la da sera senza me vedere. E dica ancora rispetto a me, buon balcone sarà per te e perché santo mamma vedere. Ma non c'è sta nessuno. Ma non c'è sta nessuno. Ma non c'è sta nessuno. Di scrivere un pezzo che parli d'amore, di un amore per una ragazza di questa città, della donna più bella che il mondo poteva inventare, che la lacrime facile a capo sia di ripassare. Ci vorrebbe una donna bellissima per ispirare, un poeta che quanta mattina se voglia buttare. Cercavano tra poco i giornali una donna speciale, poi telefono ad una mia amica però non c'è sta. Passo accanto al lungomare ma non c'è sta niente da fare, forse devo rinunciare, chi mi ispirerà? Guarda il cielo, guarda il mare, ma dove sarà? Quella donna un po' speciale, eccola sta là. Luna bianca, io ti guardo e mi piaci perché sei la donna più bella che un uomo potesse vedere. Luna bianca, fammi stare un poco con te, devo scrivere un brano d'amore e lo scrivo per te. Per noi è un onore presentarvi il grande Mario Trevi.
quello che vuoi, indifferentemente, tanto saggio che sei, ma che non so tormento, e danno solo me, non ascolta di mai, che indifferentemente si domazzina, non mi dico niente. Sempre convinti dell'idea che la canzone classica napoletana è un patrimonio da salvaguardare e da diffondere nel mondo, attraverso noi artisti classici, per poi arrivare alle nuove generazioni. Apparentemente io posso sembrare il più grande invece a questi giovani, ma il mio spirito resta sempre quello di quando giovanissimo incominciai a cantare. Per farla breve, io mi sento ancora un uoglione, proprio come il protagonista della prossima canzone. Prego maestra. E passa e spassa sotto questo balcone, ma così quaglione, non conosce femmina, siamo la costruzione, così quaglione perché mi sandava tanto come loro, la donna di lacrime, a te non mi marito, e tu non pensi a tua mamma, non possiamo dire, dica tutta la verità, buonasera, come si, a me non piace sempre più, e vengo a posto dove ti vicino a scuola come così, tu invece non rispondezza, dire la roba per te, con me l'amore va a aspettare, mannaggia ma non fa, americano, sentami chi lo fa, tu libera la moda, ma se devi, dici sarà, o te senti di sopra, allora però, tu ciò che ha preso poi, ma è sotto della bella, chi tieni, ma più bello di te, oh sono mia, santo da te, oh sono mia, santo da te, come lo chiami, tu stai lontano che stai, voglio a te, il suo gioco nostro, bello guaglio, cosa ragina, tutte ferma la pace, in una bisca fa, la sera, e che la casa non sapevo. Ho il grande piacere di avere qui sul palco il sindaco, il vice sindaco, l'assessore Agostino, il presidente dei festeggiamenti Antonio Papa. Prego, signor sindaco, facciamo un grande applauso al primo cittadino del nostro paese e gli do la parola. Sono veramente contento che stasera qui lo sottoscrivo, perché io faccio questo da 50 anni. Qui in mezzo ci sono 10.000 persone. Prego. Gli applausi però questa sera sono tutti per lei. Gli applausi sono tutti per lei. Io ho salutato con grande piacere la scelta del comitato organizzatore di organizzare un evento del genere. Erano 25 anni che lei non si esibiva tra i suoi concittadini e la volontà del comitato quest'anno era di organizzare una festa che andasse nel senso della riscoperta delle tradizioni. E allora, se questo doveva essere lo spirito, mai migliore evento poteva essere organizzato rispetto a quello di questa sera. Nei giorni scorsi, quando ci siamo incontrati,
il maestro Mario Trevi ha detto: io sono orgoglioso di rivendicare le mie origini melitesi, non faccio come qualche altro che si dimentica da dove viene. Penso che stasera la piazza abbia dato la più grande risposta, un segnale tangibile di vicinanza, di affetto, di considerazione e di stima nei confronti del maestro Mario Trevi. Per cui a nome dell'intera comunità melitese io porto il saluto e il ringraziamento per l'esibizione di questa sera, che sicuramente sarà ricordata da tutti, viste le proporzioni senza precedenti della partecipazione popolare. Grazie ancora. Stamattina ho avuto il piacere di essere in compagnia con il maestro per l'intera mattinata. Dico che veramente a 70 anni ha un entusiasmo da morire. Questo secondo me è stato il giusto tributo che questo paese ha dato ad uno dei suoi più illustri concittadini, perché il maestro Mario Trevi ha portato la canzone classica napoletana in tutto il mondo, e questo Melito ne deve dare atto e la deve applaudire perché ce l'ha fatto. Ringrazio il maestro che ci ha dato il piacere di essere qui stasera. C'è poco da aggiungere dopo le parole del sindaco e del vice sindaco, solo che per noi è un grande onore veramente stasera avere qui un figlio di Melito e riportare la canzone napoletana a grandi fasti di questa piazza. È veramente un grande piacere vedere tantissima gente, chi sta avanti non sa dietro quanta gente ci sta, tantissima gente. Sicuramente come amministrazione comunale noi cercheremo di proporre altri eventi di questo genere, perché vogliamo riscoprire di nuovo la cultura e il valore della città di Melito. Grazie. Poche parole soltanto per dire che Mario Trevi, figlio della nostra città, merita veramente questo tributo. Noi dobbiamo dire grazie a te Mario, perché ci stai ancora dando quella gioia che mancava da troppo tempo a Melito. Il rinnovamento si vede da questi giovani, dal sindaco, l'avvocato Venanzio Carpentieri, il quale va il ringraziamento da parte di tutto il comitato per il contributo anche economico portato a questa innovativa festa, al presidente Pellecchia Francesco che con sforzi ha portato avanti questo piccolo progetto della festa insieme al parroco Don Italo Mastro Leonardo, Don Giovanni Telma, alle forze dell'ordine, in particolar modo alla Tenenza dei Carabinieri di Melito e al Comando Polizia Municipale e alla Protezione Civile. I ringraziamenti sono dovuti a tutta la popolazione, anche per il disagio che vi abbiamo creato chiudendo un po' la strada. Però questo è quello che merita Mario Trevi. Noi lo abbiamo portato in giro per la città, ancora perché il passeggio dei ricordi ha portato Mario a quello che lui era, un fanciullo nato nelle strade di via Pizzone. E questo è quello che noi volevamo fare. Il progetto è ampio, insieme all'amministrazione, insieme all'associazione di categoria che mi onoro di rappresentare, le associazioni operaie cattoliche della Madonna dell'Arco e dell'associazione Santo Stefano, questo è il risultato, è quello che merita Melito. Melito è questa e non è altro. Grazie, grazie Mario. Era veramente un grande dovere fare questo. Io voglio solamente aggiungere che non ho mai dimenticato questo paese, che è il mio paese. Io quando vado all'estero dico io sono di Melito e loro dicono Melito, sì, è un paese che si trova a 11 km da Napoli, e poi paesanamente gli dico un paese mio, io più bello paese del mondo. Perché non mi dimentico mai dei miei paesani, perché voi siete Mario Trevi e Mario Trevi è voi. Grazie. Vai maestro! Melito, viva la nostra bella cittadina e viva la bella gente di Melito. Grazie, buonanotte! Amici, per gli autografi dietro il palco, buonanotte a tutti! Buonanotte! Mi hanno chiesto di scrivere un pezzo che parli d'amore, di un amore per una ragazza di questa città, della donna più bella che il mondo poteva inventare, che la laga de facci ragava si avere passare. Ci vorrebbe una donna bellissima per ispirare, un poeta che quatta mattina se voglia cuccare.
cerco invano tra foto e giornali una donna speciale. Poi telefono ad una mia amica però non c'è sta. Passo accanto al lungomare ma non c'è sta niente a fa. Forse devo rinunciare, chi mi ispirerà? Guardo il cielo, guardo il mare, ma dove sarà? Quella donna un po' speciale, eccola sta là. Luna bianca, io ti guardo e mi piaci perché sei la somma di tutte le donne che piacciono a me. Luna bianca, che stanotte te voglio con me. Devo scrivere un brano d'amore, lo scrivo per te.